Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Questa sera abbiamo una puntata diciamo che si occupa tra virgolette diciamo di sicurezza, ma anche di... Senza tra virgolette. Allora abbiamo una puntata che si impegna soprattutto sulla garanzia della pena, sulla sicurezza, sul fatto che siamo stati, diciamo, indicati come coloro che non sono in grado di mantenere, diciamo, una giustizia giusta, e che quindi diciamo che il carcere senza fine non ci dovrebbe essere, quindi l'ergastolo ad oltranza dovrebbe essere cancellato. E qui nasce naturalmente una problematica. È giusto interrompere la pena dopo aver ricevuto la condanna, e fino a che punto l'interruzione della pena può essere a vantaggio non solo chiaramente di chi la deve scontare, ma se è giusto nei confronti eventualmente della vittima. E così nascono molti altri interrogativi. Quindi il recupero del reo, della persona che è stata condannata, e come avviene, quali garanzie ci sono per la società se questo un domani viene integrato all'interno del mondo, diciamo, libero. E questi sono gli interrogativi che stiamo affrontando adesso. E la seconda parte invece parliamo di sicurezza invece per i nostri agenti di sicurezza. Cioè effettivamente diciamo quanto il mestiere che stanno facendo è, diciamo, protetto da una giurisprudenza e da una serie di, diciamo, indicazioni, e quanto invece loro sono a rischio. Abbiamo visto dei casi anche recenti, e di questo ne parleremo appunto con agenti che vengono anche da Trieste. Certo. Seconda parte della trasmissione. Allora, presentiamo gli ospiti di questa sera. Buonasera a Elton Calizza. Buonasera signor Calizza, dell'Associazione Antigone, e anche coordinatore del Master di Criminologia Critica all'Università di Padova. Grazie di essere qua. Buonasera alla professoressa Silvana Serragiotto. Buonasera professoressa, buonasera. Grazie anche lei di essere qua. Psicologa, psicoterapeuta, un'esperta psicologa penitenziaria. Grazie anche lei. E buonasera a Alessio Morosin. Buonasera a lei e ai telespettatori. Avvocato, penalista, conosciuto ai più anche come esponente indipendentista autonomista del Veneto, ma in questa prima parte della trasmissione ospite per quanto riguarda la professione di avvocato. Allora, noi come sempre in apertura di trasmissione abbiamo la nostra pagina, il nostro piccolo spazio dedicato alla storia, abbiamo la sigla di Memorandum che ci dice di che cosa ricordiamo questa sera. Memorandum, storia e memoria. 12 ottobre 1492. La scoperta dell'America. Dopo 70 giorni di navigazione, Cristoforo Colombo approda sulle coste dell'isola di San Salvador. Era partito da Porto Palos il 3 agosto 1492. E allora, ricordiamo questa giornata, questo evento che ha segnato la storia del mondo, e riassumiamo un po' quello che è avvenuto in questo servizio. Bene, ecco, ci siamo aiutati anche con una canzone di Francesco Guccini, che è appunto Cristoforo Colombo, per, come dire, ricordare quello che è avvenuto nel 1492. Allora, la scoperta dell'America, professoressa Serragiotto, inizierei da lei. È stata una scoperta, e poi che cosa è successo poi? Scoprire.
Scoprire alle volte vuol dire anche ricoprire di menzogne, alle volte quello che succede. Comunque Cristoforo Colombo ha preso l'appoggio da parte della regina di Spagna. È stato lì poi 7 volte per cercare di trovare praticamente i tesori che c'erano lì, poi alla fine è andata a finire male per Cristoforo Colombo perché gli è stato tolto tutto l'appoggio. Diciamo che ad esempio io sono bellunese, a Belluno parlano ancora del dindi. Dindi è il tacchino, nel dialetto bellunese c'è il dindio. Il dindio che è il tacchino che è arrivato praticamente dall'America. Quindi questi passaggi sono molto interessanti, i passaggi tra una cultura e un'altra cultura. D'altronde dove sono nata io è terra di migrazione. Persone che sono andate migravano ad esempio da Belluno a Trento. Quindi era una migrazione anche, interna, però voleva dire passare dall'Italia al Regno Asburgico con tutte regole diverse, con passaporti fasulli, perché Belluno era molto povera, per cui allora Cristoforo Colombo però non è partito da povero, è partito per poter conquistare dell'oro, conquistare una nuova terra, che è diverso dei migranti che poi anche da tutta Italia sono andati, tutta Italia insomma, una certa parte d'Italia. D'altronde quello che dicevano anni fa è che i Veneti erano i terroni del nord. Terroni del nord, tant'è che fino agli anni 90 alla televisione si faceva vedere la servetta veneta che andava a servizio a Milano. E c'era anche nelle cose di costume, quindi colui che colonizza è colui che è colonizzato, non parlerei solamente dell'America. Certo. Elton Calizza, allora noi dicevamo questo 12 ottobre negli ultimi anni è stato contestato, viene contestata soprattutto la parola scoperta. Di fatto siamo andati, come diceva appunto la professoressa Serraggiotto, alla conquista. Sì, esatto, si è andato alla conquista e poi a questo è conseguito poi diciamo una storia molto così appunto così piena di contraddizioni, sia appunto dal punto di vista così economico, politico e culturale, perché poi l'America è diventato anche un luogo, poi un posto di come dire esperimenti, un laboratorio sperimentale, insomma, che ormai è diventato anche come punto di riferimento per noi, per gli europei. E quindi anche diciamo questa rivalsa della parte di quelli che erano i nativi, quelli che fino che in quel periodo là erano considerati dagli invasori come dire i nemici, quelli da annientare, quelli da sterminare per poter per poter appropriarsi delle loro risorse, delle loro ricchezze. Adesso diciamo stanno avendo un minimo di giustizia, forse, perché questa è la verità, insomma. Ma forse perché la storia l'abbiamo raccontata noi, Morosini. Questo è vero. È come i vincitori nelle guerre sono quelli che scrivono come sono andati i fatti. In realtà poi leggendo documenti, approfondendo, si scopre che tante cose sono diverse. Però la vita ci ha insegnato questo, quindi sempre prudenza. La scoperta dell'America sicuramente è un evento eccezionale, ma io da buon veneto non escluderei quella che è un'ipotesi da alcuni condivisa e sostenuta, che l'America era già stata scoperta 200 anni prima da Marco Polo, e ci sarebbe un disegno, una pelle di pecora dove si disegnava, si dice, un percorso per cui attraverso la parte nord, quindi l'Artico, vi sarebbero state
ed è molto probabile, lo dicono, delle popolazioni che avevano raggiunto la parte del Nord America. Diciamo che ci fa piacere comunque riconoscere che un navigatore come Cristoforo Colombo nel 1492 è arrivato con le sue navi in quella che lui riteneva le Indie, no? Tant'è vero, giustamente la professoressa ricorda che uno dei primi animali, il tacchino portato qua, in Veneto lo chiamiamo ancora oggi è il dindio, cioè il grande gallinaceo che viene dalle Indie. Però la cosa che mi ha colpito, sono andato a vedermi oggi perché è sempre bello ed è un'iniziativa lodevole questa di TV7 e Triveneta, che cosa ha dichiarato, ho trovato in internet, nelle sue relazioni Cristoforo Colombo ai suoi mandanti. E la cosa più bella è questa: gli abitanti di essa mancano di armi, che sono loro quasi ignote. Usavano delle armi solo per uccidere gli animali, per alimentarsi, per procurarsi da vivere, però non le avevano, non le conoscevano, non le usavano per fare la guerra, se non per difendersi qualora fossero stati attaccati. Questa è una grande cosa, è una cosa molto importante. Noi siamo andati io sono stato, la prima volta che sono stato in America, ho fatto il coast to coast e mi sono fermato anche nelle riserve indiane cosiddette. Era di una tristezza unica, cioè praticamente sono dei territori emarginati dal contesto della grande America industriale, di Silicon Valley, di quella che noi vediamo, no, tutta brillante, dove questi che hanno le sembianze proprio sono i figli degli abitanti, degli aborigeni, che vengono sostanzialmente mantenuti con l'assegno, come facciamo noi in Italia adesso, di cittadinanza, un reddito di cittadinanza, circa 900-1000 dollari al mese. Purtroppo la maggior parte, siccome sono sostenuti, vivono avvinazzati ed emarginati, che è forse quello che vogliono quelli che li hanno messi in quella zona, e in preda ai turisti che pensano di trovare gli eredi degli originali. Quindi è un tema quello, tra l'altro ci sono anche studi sull'autodeterminazione degli aborigeni, tema attualissimo, vale per l'Australia e ci sono tesi sempre più fiorenti, civilissima Australia che vive di una legalità rigorosa, di una ferrea applicazione delle leggi, però al suo interno diciamo un fermento di autodeterminazione degli aborigeni. La stessa cosa per l'America. Insomma, questa scoperta ha avvicinato un continente, una realtà sconosciuta, ma anche ovviamente creato parecchi problemi. Come sempre i cambiamenti creano problemi e spetta all'uomo, a noi con le nostre debolezze, le nostre capacità, a saper convivere con questi cambiamenti. Chissà un domani se andremo nello spazio, si dice che ci sono dei pianeti, mi ricordo Margherita Hack, e mi perdoni ma lei ci assomiglia un po' a un aspetto somatico di questa grande scienziata, no? Che l'ha detto a una conferenza, ha detto: io sono certa che vi sono dei pianeti simili alla Terra, sicuramente con una vita forse anche migliore della nostra, comunque una forma di vita elevata e importante. Quindi chissà che vivremo, se avremo noi il piacere e la fortuna di incontrare altre esperienze di vita così importanti. E se saranno scoperte o conquiste anche. Esatto. Ma visto la popolazione che c'è adesso nell'America, Nord e Sud America, è proporzionata alla popolazione che c'era una volta? Oppure c'è stato un sopravvento dell'immigrazione al punto tale da far estinguere intere popolazioni? Avvocato. È nei fatti questo, ma rispetto a noi, per esempio, noi abbiamo una concentrazione di abitanti per chilometro quadrato, nonostante anche l'aspetto orografico dell'Italia sia molto montuoso, quindi, però abbiamo una concentrazione molto più alta. L'America ha delle estese pazzesche, ha una realtà sterminata, quindi rispetto a un tempo, ha perfettamente ragione lei professore, rispetto a un tempo hanno aumentato di non so migliaia di volte e quindi è cambiata completamente la realtà di quei territori, non c'è dubbio, è stata rivoluzionata. Beh, anche noi siamo cambiati, da 20 milioni dell'inizio dello secolo scorso a 60 milioni di adesso forse, ma basta andare ad Asiago, guardare giù e vedere la pianura.
quanto è abitata. Ma penso che in Italia non c'è stata un'estinzione di popolazione in questo senso. Ecco. C'è stato un incremento della popolazione. Certo. Negli Stati Uniti gli indiani, come diceva l'avvocato adesso, sono quasi scomparsi. E ci fu una precisa strategia per farli scomparire, come sta... Nonostante il baby boom, anche in America, perché Clinton, meglio Obama, parlava del io sono il figlio del baby boom. Anni 60, gli antibiotici, le vaccinazioni, eccetera, quindi la popolazione si è incrementata notevolmente. Torniamo alla scoperta dell'America, questo grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo ha un nome molto strano. Cristofero. Come? Cristofero è portatore di Cristo. Portatore di Cristo, ma Colombo è portatore di Cristo, quindi la Divina Concezione, certo. Abbiamo anche la pittura di Leonardo da Vinci, visto che c'è la ricorrenza, il Colombo che porta la vita a Maria e alla concezione del nuovo Redentore. E questa è una cosa importante. Ma l'altro aspetto, chi era poi effettivamente questo Cristoforo Colombo? Allora, alcuni storici fanno delle, chiamiamole, illazioni, che sono abbastanza verosimili. Se vogliamo vedere un attimo la figura di Cristoforo Colombo avvicinata a un altro personaggio, ecco qui, vediamo che a destra c'è Papa Cibo, che è genovese, e dal lato sinistro c'è il presunto figlio di Papa Cibo, perché Papa Cibo ebbe ufficialmente riconosciuti 7 figli, di cui 2 poi li sistemò anche bene, fece sposare Isabella de' Medici, Maddalena de' Medici, e così furono, diciamo, sistemò tutta la famiglia, ma poi ne ebbe degli altri. Allora, come mai questo genovese che è Cristoforo Colombo arriva fino in Spagna e riesce ad essere accolto dalla famiglia, dai regnanti spagnoli, e ottenere l'attenzione della Isabella di Spagna, che in quel momento aveva terminato la grande reconquista della Spagna, no? E aveva fatto un patto con gli arabi, che se ne erano andati spontaneamente, erano andati in Marocco e avevano abbandonato perché non volevano che succedesse una strage. E c'è un patto molto preciso tra Isabella, il marito Ferdinando d'Aragona, con i regnanti arabi, e il patto è che comunque la popolazione che resterà, diciamo, da Granada e nelle zone conquistate sarà intoccabile, cioè accetteranno le loro tradizioni, cosa che viene naturalmente immediatamente capovolta la situazione, perché viene applicata la grande inquisizione sia per i musulmani sia per gli ebrei che sono rimasti là, e quindi c'è una coincidenza strana, perché alla partenza di Cristoforo Colombo entra in funzione la Santa Inquisizione. Cristoforo Colombo non parte subito il 3 di agosto, ma parte prima, si ferma un po' al largo perché ha un problema, quello di scansare le navi portoghesi che cercano di intercettarlo per evitare che lui faccia questa grande traversata, perché Cristoforo Colombo era stato anche presso i regnanti portoghesi, ma non gli avevano dato retta, e quindi era tornato presso gli spagnoli, e lui parte il 31 luglio di notte, data in cui inizia la grande Santa Inquisizione. E allora come mai? E con lui ha altri amici che sono di origine ebraica, perché Papa Cibo aveva un'origine ebraica, e quindi anche lui era abbastanza preoccupato, e parte per le grandi Americhe e arriva a riconoscere poi, noi le chiamiamo America, ma in realtà dovrebbe essere chiamata Colombia, perché il vero scopritore è Colombo. Amerigo Vespucci non è un
uno scopritore delle Americhe, era un contabile che navigava all'interno di una nave, faceva tutta la sua attività diciamo, amministrativa della spedizione, ma non era certamente un navigatore. Naviga e poi improvvisamente, siccome lui scrive in Germania che forse questo è un continente nuovo, gli storici gli attribuiscono questa scoperta, ma una scoperta diciamo non di conquista come è stata quella di Cristoforo Colombo, ma una evidenza che afferma che è dubbia il fatto che quelli fossero le Indie. Ma d'altro canto poi abbiamo chiamato gli abitanti indiani, no? Perché si pensava, è rimasta questa tradizione, diciamo, monca. Ma una delle cose più importanti della scoperta delle Americhe, diciamo a nostro vantaggio, è la scoperta dell'alimentazione che prima non c'era. La cosa più importante è che noi siamo riusciti a portare le piante, per esempio delle patate, il mais, che era determinante, il peperone, perché Cristoforo Colombo andò a buscare l'Oriente per Occidente perché voleva portare in una via più rapida il pepe in Europa, perché il pepe era uno degli alimenti più preziosi e c'erano compagnie che facevano commercio solo di questi alimenti. Invece scopre il peperoncino e il peperoncino poi nei secoli diciamo che glisserà il pepe, le melanzane, il cacao, e quindi sono tutti quegli alimenti che, come il mais, consentono alla popolazione europea dell'epoca, e parliamo che siamo in piena pestilenza, c'è una peste che era cominciata nel 1300 e finirà verso il 1550, e si presume che l'abbattimento di questa infezione sia determinata dall'alimentazione, una migliore alimentazione della popolazione europea, perché effettivamente si potevano stoccare quantità di gran turco, quindi quello mais, e naturalmente le patate, e quindi si poteva avere un'alimentazione che traghettava l'autunno con la primavera, ed era il momento più difficile per le popolazioni europee perché non c'erano alimenti. Questo era uno degli aspetti più importanti della scoperta dell'America. Però poi, come abbiamo sempre fatto, siamo andati in America e abbiamo fatto delle grandi conquiste, no? E al punto tale che Bartolomé de las Casas, che era anche lui un conquistadore, poi diventato sacerdote, e scrive alla regina Isabella di Spagna la situazione del disastro che i conquistadori stanno facendo in America, e parla del genocidio delle nuove Americhe e delle nuove Indie. Ecco, questo è stato l'altro aspetto. Cristoforo Colombo sicuramente era un grande personaggio, costante, cocciuto, perché poi la traversata non andò come sempre era previsto, perché ovviamente le distanze erano superiori a quelle che lui aveva previsto, e quindi addirittura ingannava i propri compagni di bordo, perché diceva che le navi avevano fatto poche miglia e quindi ci voleva più tempo per arrivare. In realtà le navi viaggiavano a 6-7 miglia, però se lui avesse detto stiamo navigando a 7 miglia e ancora non abbiamo trovato la terra che doveva essere a distanza di 30 giorni, questo avrebbe comportato una sorta di rivolta, cosa che avviene negli ultimi 3 giorni. Lui chiede ancora un po' di tempo prima di invertire la rotta, e che sarebbe stato un disastro ovviamente, e proprio in quel momento trovano l'isola, intercettano l'isola di San Salvador, e lì naturalmente inizia la grande migrazione verso le Americhe, e oggi sappiamo che cos'è l'America: è tornata indietro e ha conquistato il resto del pianeta. Certo. Bene.
Ci fermiamo qui allora per quanto Sì, riguarda lasciamo questa uno spazio pagina pubblicitario, Certo, e poi certo. riprendiamo sul problema, sul concetto delle carceri. Certo. Quanto le carceri sono utili e quanto sono dannose. A tra poco, dopo la pubblicità.